I PFAS sono presenti anche nell'acqua distribuita nella città di Padova, con livelli di contaminazione di poco inferiori a quelli registrati nei comuni dell'area grigia, per intenderci quelli limitrofi all'area maggiormente contaminata. Lo sostiene un rapporto di Greenpeace che nello scorso aprile ha raccolto campioni di acqua potabile in 18 scuole primarie e 7 fontane pubbliche in tutto il Veneto. Tra queste anche 3 scuole, una di Padova, una di Montagnana e uno di Lozzo a Testino. In tutti i campioni analizzati abbiamo trovato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche nei campioni di acqua potabile erogati nelle scuole. La contaminazione investe tante città e soprattutto anche i principali capoluoghi veneti, da Vicenza, Verona e Padova. Troviamo sostanze di questo tipo nell'acqua potabile. In più della metà dei campioni raccolti, raccontano i referenti di Greenpeace, sono stati superati i lavori ritenuti sicuri per la salute in altri paesi del mondo come Svezia e Stati Uniti, un dato che fa riflettere visto che l'acqua analizzata è stata prelevata dai rubinetti delle scuole. Sui colli euganei i nostri dati hanno evidenziato concentrazioni molto basse, intorno ai 3 nanogrammi litro di PFAS totali, mentre invece a Padova siamo intorno ai 50 nanogrammi litro, e si distingue molto facilmente quella che è la contaminazione in tracce e quella industriale. Per Greenpeace in Veneto i cittadini potenzialmente esposti alla contaminazione da PFAS sarebbero oltre 800.000. Qui siamo in una situazione in cui la contaminazione raggiunge livelli estremamente elevati, tuttavia la contaminazione è presente purtroppo su scala globale, l'inquinamento non ha confini. Certo è che qui è uno dei casi più gravi al mondo. Per questo hanno lanciato una petizione per censire le fonti di inquinamento e chiedono alla Regione di favorire la riconversione degli impianti industriali potenzialmente a rischio.